Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Un cordiale saluto gentili amici e amiche all'ascolto e alla visione per quanto riguarda questa pagina informativa dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito velocemente con la cronaca per dire che un bar del centro di Udine è stato chiuso per 5 giorni dopo che all'interno del locale i militari dell'Arma dei Carabinieri di Udine hanno sospeso 5 clienti che stavano consumando bevande nonostante il divieto imposto dal DPCM in corso. I carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio di ieri su segnalazione di alcuni cittadini. Il titolare del locale è stato sanzionato anche dal punto di vista amministrativo. Intanto a Cordenons è stato chiuso un locale pubblico da parte del questore di Pordenone. Il provvedimento cautelare è stato adottato a seguito dei fatti accertati domenica scorsa, quando il locale è stato controllato riscontrando violazioni in materia di Covid-19. Quella circostanza era già stata disposta la sospensione dell'attività per 5 giorni. La titolare è stata deferita all'autorità giudiziaria anche per il fatto che non si è comportata, come si dice in gergo tecnico, in modo poco amichevole nei confronti degli agenti intervenuti sul posto. Cambiamo argomento perché farà tappa, seppur online, in regione, il 12° Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, che arriverà esattamente mercoledì 9 alle 15 sulla piattaforma Zoom. La tappa friulana organizzata dalla Camera di Commercio di Pordenone e Udine, che da anni ha attivato al suo interno il Comitato Imprenditoria Femminile. Il tutto è anche un'iniziativa promossa da Union Camere e dai comitati per l'imprenditoria femminile attivi nelle Camere di Commercio italiane. Inaugurata ieri pomeriggio la nuova rotatoria d'ingresso ovest lungo Viale Venezia Udine, ex incrocio di via Terranova davanti al Policlinico Città di Udine. E allora andiamo a sentire le dichiarazioni del sindaco Pietro Fontanini. Questa è la porta ovest della città di Udine, siamo su Viale Venezia, questa è la prima rotonda che farà parte di una serie di altre rotonde per dare più fluidità al traffico. Io ringrazio la scuola mosaicisti del Friuli che ha realizzato questo bellissimo mosaico che riproduce il simbolo della città di Udine con una dicitura importante, città di Udine, capitale del Friuli, che sono due elementi forti della nostra identità. Quindi iniziamo anche con la costruzione di queste rotatorie che, ripeto, faranno parte prossimamente di quello che è il panorama della viabilistica della città di Udine. E allora torniamo in studio soltanto per salutarvi e dirvi che termina qui l'edizione Flash. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione intorno alle 16:30 circa con infofriulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e alla prossima. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay.